Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga di Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Grazie alle maestre e ai genitori per questa bella sorpresa. Forse, cari bambini, adesso vi annoierete un po', ma insomma dai, ogni tanto ascoltare anche i discorsi dei grandi non fa male, anche se non si capisce tutto, dopo un po' alla volta le cose torneranno. L'altro giorno è stata celebrata la giornata della memoria e io ho avuto l'opportunità proprio giovedì di essere lì allo Yad Vashem a Gerusalemme, dove c'è questo monumento che ricorda questa grande tragedia della Shoah. Un popolo che non ha memoria, una persona che non coltiva la memoria non può avere un avvenire. Oggi noi siamo qui anche per fare non memoria solo di qualcosa che è avvenuto 35 anni fa, ma qualcosa che è ancora vivo, e fare memoria vuol dire tenere vivi questi doni che il Signore ci ha fatto. Se vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, il Vangelo della chiamata dei primi discepoli, i pescatori del lago, poi di Berlino sarà venuto in mente subito una delle formelle del portone della nostra chiesa. Ecco, lì ai bordi del lago di Galilea, di Genezaret, il Signore ha chiamato questi pescatori. Lì poi ha fatto anche i grandi discorsi poco distanti, le beatitudini, e poi il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ogni volta che si va in Terra Santa c'è sempre un messaggio nuovo, vedi anche questi luoghi non solo come archeologia del passato, ma come messaggi che il Signore continua a mandare a ciascuno di noi. E nel luogo dove Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, tanti secoli fa, i bizantini hanno fatto una chiesa con un mosaico. Vi devo dire una cosa, perché mi è veramente piaciuto e commosso. Ho portato a casa il disegnetto di questo mosaico, 2 pesci e un cesto dove dentro ci sono i pani, e ho mostrato ai bambini che si preparano alla messa di prima comunione questo piccolo mosaico, e ho fatto notare, si sono accorti anche loro, che i pani non erano 5 come dice il Vangelo, ma 4. E ho chiesto: perché 4 pani se il Vangelo parla di 5 pani? E una bambina mi ha veramente meravigliato e ha detto: il 5° pane siamo noi. La risposta è esatta,
ma più perfetta sarebbe: Gesù è il quinto pane. E se noi facciamo quello che Gesù ci chiede, diventiamo anche noi il quinto pane. Un'intuizione, una bambina di quarta elementare ha avuto questa capacità. Vedete, il Signore passa dei messaggi anche alle nostre creature qui più piccole, che a volte noi neanche abbiamo detto, neanche ci abbiamo pensato. Ecco. Questo viaggio, questo pellegrinaggio è stato un po' un ripercorrere anche la mia vicenda personale, questa chiamata, una chiamata iniziata in famiglia, con i miei genitori, i miei fratelli, perché guardate che il Signore non chiama a caso, parte dalla famiglia. Poi continuata in parrocchia, con i sacerdoti, le suore, i catechisti, e devo ringraziare il Signore che le persone che mi hanno aiutato in questo cammino a rispondere a questa chiamata sono anche qui presenti. Mia mamma ormai ha 91 anni e dice sempre ormai è finita, ma intanto sei 91 e si continua, ecco. E spiritualmente presente anche il papà. Poi nel paese dove appunto sono nato, battezzato, cresima eccetera, ho avuto anche la fortuna di essere ordinato sacerdote proprio 35 anni fa. Poi la vita continua, il Signore chiama. Molti di voi sono stati chiamati al matrimonio, sono stato chiamato al sacerdozio, le suore alla vita consacrata. Vedete, riflettiamo su questo aspetto. Lì a Cafarnao, ne abbiamo sentito prima nel Vangelo che si parlava di Cafarnao, si può vedere anche oggi. La prima chiesa era la casa di Pietro. Pietro radunava in casa sua i primi discepoli, le chiese domestiche. E quando c'è una coppia appunto che si sposa, nella liturgia si ricorda e si invitano questi sposi a formare una piccola chiesa domestica. Ricordiamocelo sempre. C'è un altro villaggio, Cana di Galilea, lì dove Gesù ha compiuto il primo miracolo e si è manifestato come il Messia. Cana di Galilea, per completare la festa di questa coppia di sposi che si trovava in difficoltà, mancava il vino, c'è voluto l'intervento di Maria, la mediazione di Maria tra Gesù e le nostre necessità, le nostre difficoltà, i nostri bisogni. Non dimentichiamoci di farci aiutare da Maria, quella Maria che a Nazareth ha saputo dire questo sì, anche se non aveva capito tutto. Ci vuole il coraggio di dire di sì al Signore. Chi era originario di Cana di Galilea? Uno dei 12 apostoli. Quale? Questo qua. Chi è? San Bartolomeo, proprio, eccolo là, è rappresentato anche qui davanti nello stolone. Bene, da Cana, da questo piccolo villaggio, il Signore ha chiamato il nostro santo patrono. Peccato che la chiesetta dedicata a San Bartolomeo sia sempre chiusa, ormai i cristiani sono sempre meno in quella terra e anche questo deve farci pensare. Gesù di Nazareth, e celebrando la messa a Nazareth, lì nella chiesa dell'Annunciazione, ho pensato a tutti quei bambini come questi qua, certamente non ben nutriti e curati e vestiti come questi, tutti quei bambini che quando passavo per i villaggi musulmani del Chad mi salutavano, mi correvano dietro chiamandomi Nassara, Nassara. Per loro il bianco era il discepolo del Nazareno.
e lo chiamavano Nassara. Ricordare e aver presenti tutti questi fratelli che nel cammino della mia vita appunto ho incontrato e con cui ho condiviso un po' la mia fede, le mie paure, le mie debolezze, ma anche i miei piccoli sì quotidiani, credo sia un ringraziare il Signore. L'ultimo posto che abbiamo visitato prima di andare all'aeroporto e tornare a casa è stato Emmaus, lì dove Gesù ha incontrato nel cammino questi due discepoli che erano ormai scoraggiati, pensavano che tutto fosse finito. Ecco, anche noi dobbiamo cercare di coltivare assieme questa fede, questa capacità di ascolto del Signore, per sentirci sempre ricaricati nel nostro cammino. E anche se qualche volta può succedere che nella vita la nostra fede sia un piccolo lumicino tremolante che fa più fumo che luce, coraggio, avanti. Mi ha fatto impressione vedere i frati francescani nel Santo Sepolcro con questa candelina piccola e tremolante che fanno il giro tutti i giorni, da secoli, alle ore 16 in punto. È il turno dei cattolici di pregare nel luogo che è al vertice della nostra fede cristiana, morte e risurrezione del Signore. E noi abbiamo celebrato la messa alla 15ª stazione. Come mai? 15ª stazione. I frati francescani che sono lì al Santo Sepolcro hanno messo in un angolo che è riservato a loro la 15ª stazione, la risurrezione. Sì, se tutto si fosse concluso con Gesù posto nel sepolcro, a cosa serve la nostra fede? La 15ª stazione, Gesù risorto. Però non hanno messo un Gesù glorioso che sale al cielo, eccetera. Hanno messo in questa scultura di bronzo Gesù che incontra Maria Maddalena. Maria Maddalena era in lacrime, cercava il corpo del Signore. La tomba è vuota, vede questo personaggio, pensa che sia il giardiniere e gli chiede: ma dove hai posto il corpo del mio Signore? E Gesù le risponde dicendogli solo Maria. Maria, sentendo il tono della voce di quell'uomo, capisce che era il Signore. E dire grazie al Signore per quelle persone che lo rendono possibile, che ti mette accanto durante la tua vita. Ringrazio logicamente la mia mamma, i miei fratelli, la mia famiglia, gli amici di Cornuda che sono qui presenti. Anzi, portate i ringraziamenti al sindaco, è stato molto simpatico, mi ha mandato una lettera il sindaco, che io neanche conosco il sindaco di Cornuda, ha detto: ho letto sulla vita del popolo che lei celebra i 35 anni, e poi gli amici di San Donà. Sì, erano i giovani genitori di una volta che mi aiutavano a fare catechismo, adesso sono nonni, gli amici di San Pio X di Treviso e adesso voi qui di Berlino. È toccato a me celebrare la messa, lì dove Mosè, dopo 40 anni, era arrivato e era in vista della terra promessa. Quando siamo arrivati lì abbiamo avuto la fortuna che non c'era foschia, si vedeva oltre la valle del Giordano le montagne verso Gerusalemme. Grazie a tutti voi e anche a tutti gli altri amici che appunto volevano essere presenti, non hanno potuto. Vi ringrazio quelli di Merlengo che hanno così la pazienza di camminare con questo pastore e insieme lodiamo il Signore per i suoi doni, per le sue grazie.